11 contro 11 stavamo facendo benissimo, sinceramente, anche dopo aver subito il gol siamo stati in partita, abbiamo creato, e quindi anche sull'11 contro 11 sotto di un gol abbiamo fatto una partita noi. Poi chiaramente l'espulsione ha condizionato sicuramente. L'unica recriminazione è che per tante occasioni che abbiamo avuto non siamo riusciti a sfruttarle e portare a casa la vittoria che secondo me era meritata. Il turno muscolare che durante la partita, durante il campionato, ci dispiace perché abbiamo perso che ne avrà per qualche settimana, un giocatore importante per noi come Ruocco, però sono contento perché chi è subentrato è entrato in partita benissimo, vedi Sana che ha fatto la differenza, quindi sono ragazzi che stanno crescendo, che stanno acquistando fiducia e che stiamo costruendo, e questo mi fa ben sperare. Si aspettava che Rimini comunque, nonostante l'uomo in meno, provasse fino alla fine con giocatori, diciamo, d'attacco? Ragazzi, io devo raccontare della rosa del Rimini, sono giocatori che anche quando, anche nel filo numerica, ma ci sono giocatori che possono fare la differenza in questo campionato e possono aumentare la giocata e metterci in difficoltà. Quindi mi dispiace perché per come è andata la partita sicuramente avremmo meritato la vittoria. Allora, è un pareggio che, per quello che è il mio punto di vista, sotto alcuni aspetti va anche un filino stretto da Torres, però Rimini comunque ha messo bene in campo. Eravamo partiti bene già quando la squadra era in parità numerica, poi il fatto che l'espulsione comunque ha cambiato praticamente la partita e comunque potevamo sfruttare meglio le occasioni che abbiamo creato. C'è stata l'occasione verso la fine del Rimini importante e noi, come hai detto te, abbiamo creato un po' meno occasioni nel secondo tempo, paradossalmente ne abbiamo create di più nitide quando eravamo in 11 contro 11. Però comunque pareggiare a Rimini non penso che sia una cosa scontata. Comunque un punto che certifica quanto stiamo facendo e continua, è un punto che comunque è un punto continuativo del nostro processo, la nostra crescita. Sembra che sia stata toccata di mano, poi le immagini nel primo tempo hanno detto che confermavano questa presunzione che avevamo avuto in campo. Normale protestare. Per quanto riguarda il gioco, ho sentito giusto la domanda, la frenesia,
Noi il gioco l'abbiamo avuto noi, ma sapevamo allora era una squadra che fraseggiava per poi attaccare la profondità, muoveva 2 o 3 volte la palla per attaccare, organizzati e cose. Sapevamo, però quando poi riuscivamo a prendere palla più volte, eravamo in anticipo, riuscivamo a prendere palla, lì non ci doveva essere la frenesia. Ecco, quello forse il problema è mancato. Il secondo tempo siamo entrati con un discorso, i ragazzi volevano entrare e spaccare il mondo. Entri con ragazzi giovani per spaccare il mondo, prendi il terzo gol. Io una cosa che ho detto, ora deve entrare una squadra che va a riprendere la gara, ma si sa difendere, con equilibrio. E in questi ragazzi mi sono piaciuti molto. Se guardiamo dietro, magari una gara del genere 3 settimane fa, 4 settimane fa, anche per assenza, anche perché ancora non avevamo determinate cose tattiche dentro di noi, questa gara l'abbiamo persa. Oggi l'Olbia, oltre alle 3 occasioni del primo tempo che sono occasioni importanti, che sono occasioni da dentro l'area, oggi l'Olbia riesce a riempire l'area, riesce a fare, abbiamo fatto 16 o 18 cross in una gara, sono tanti. Quindi mentre prima le vostre domande erano mister ma non si entra in aria, mister ma non arriviamo, vabbè, tutto vero. Oggi l'Olbia riesce a entrare in Oggi aria. si può dire che non fa gol. Entri in area ma non fai gol. Non fai gol perché ti preoccupi se non crei l'occasione da gol. E prima io mi sentivo molto responsabile in questo. Le crei, devi fare gol. Che cos'è che non funziona nella squadra? Ma che non funziona niente, perché vedo i ragazzi, siamo tutti positivi, stiamo migliorando, sta uscendo la voglia di vincere, quindi io sono fiducioso. Che non va, dobbiamo solamente migliorare certi piccoli errori come quelli dei 2 gol che appunto ci hanno subito messo la gara in salita. Però sono tranquillo perché vedo nei ragazzi la voglia di migliorare e di far bene, di uscire da questa situazione. Cammino difficile per le prossime partite. Sì, ma ho già guardato negli occhi i miei compagni, ci siamo guardati, ci siamo promessi che l'obiettivo ovviamente è andare a Carrara per vincere. Cioè, da qui in avanti appunto vedo che c'è un miglioramento da qualche settimana a questa parte, quindi penso che possiamo andare ovunque e giocarcela con chiunque. Ho notato la difesa un po' più alta, soprattutto nel primo tempo. Sì. Era una cosa preparata, un qualcosa che vi ha messo secondo te un po' in difficoltà o comunque vi sentivate a vostro agio? No, Perché... è una cosa preparata, perché ci siamo accorti che comunque tenere la squadra un po' più corta aiuta. Loro erano bravi a non cadere, cioè a non andare fuori gioco. Noi non è che giochiamo scola trappola del fuorigioco, non tiriamo difesa alta per quello. Però se l'avversario è bravo comunque a vedere che la nostra linea è alta, a partire col tempo giusto, hai tanto campo dietro da coprire e può metterti in difficoltà. Abbiamo preso un gol, ci sono state parecchie occasioni, però penso che la strada è quella giusta, cioè secondo me con questa difesa che sta alta così, aggressiva in avanti, comunque abbiamo recuperato un sacco di palloni, secondo me può essere più un vantaggio che non un vantaggio.
soddisfatto, contento per aver recuperato un risultato di svantaggio. Poi siamo rimasti in 10, espulsione dubbia secondo me, però alla fine ci prendiamo questo punto. Va bene, che dobbiamo fare? Meglio un punto che niente. Da parte dei miei ragazzi sì, mi aspettavo questa partita e hanno dato tutto, secondo me hanno fatto molto molto bene a raddoppiare, a triplicare, ci è mancato forse qualcosa sotto porta, però secondo me la squadra si è espressa molto molto bene, ma soprattutto a livello mentale e a livello caratteriale, perché anche quando siamo rimasti in 10 non ha mollato nulla e penso che il primo tempo abbiamo fatto molto molto bene nel triplicare, nel non buttare la palla, Bene, posso fare soltanto i complimenti come già ho detto a loro, perché io sono una persona che parla chiaro, come sono entrato nei spogliatoi anche nel primo tempo, gli ho detto soltanto ragazzi continuate così perché state andando bene, c'è solo di mettere la palla in porta, però non è successo, addirittura ci siamo trovati sotto, però questo è il calcio, La squadra nel senso ha costruito poche palle gol, ma ha fatto molto molto bene, perché sapevamo che incontravamo una squadra molto molto forte, con giocatori molto importanti, e penso che la mia squadra non sia stato al di sotto del COS. Penso anzi che al primo tempo abbiamo fatto un'ottima prestazione. Se poi andiamo a esaminare tutto, abbiamo avuto 3-4 palle inattive che sono passate davanti alla porta, lì con un po' più di cattiveria riesce a metterle dentro, cosa che hanno fatto loro sul calcio d'angolo, hanno sfruttato l'occasione e si sono trovati in vantaggio. Però ripeto, dobbiamo lavorare, squadra giovane, squadra che sta crescendo mano a mano, e faccio i complimenti perché sono stati veramente, secondo me hanno fatto una grandissima prestazione. Giusto, infatti, maturità, ma gli ho detto di stare tranquilli, ma io ero tranquillo perché lo so che non è la prima volta che ci sono delle situazioni che ci possono far perdere la testa, invece siamo sempre sul campo, mentalmente, fanno sempre quello che prepariamo, quello che sanno fare, lucidi, e soprattutto non mollano mai. E quando, tipo oggi, che hanno fatto delle giocate anche rischiando dei passaggi che a volte, quando si sbaglia un passaggio, la squadra avversaria può arrivare in porta, l'hanno fatto con fiducia e vuol dire che stanno crescendo. Perciò, lo ripeto un'altra volta, sono giovani ma giorno dopo giorno stanno migliorando tantissimo. Bravi ai miei ragazzi. E ad essere sincero, visto tutte le squadre che abbiamo incontrato con attaccanti di nome, di lusso, tutto quanto, a noi non ci tirano quasi mai in porta, eppure hanno giocatori che hanno fatto categorie superiori. Perciò sono partite, specialmente quest'anno, su un campionato livellato, che devi sfruttare l'errore o l'occasione che ti capita. Oggi a loro è capitata, l'hanno fatto sul calcio d'angolo, noi abbiamo segnato sul rigore, però ripeto, per esempio quelle 3-4 palle che sono passate stupende, un po' più di cattiveria, un po' più di esperienza, può darsi che la prendevamo e tiravamo fuori, però ci dovevamo stare, come ho già detto a loro. Però va bene, un punto, muoviamo la classifica e andiamo avanti. Ti fischiano contro un rigore così? Io non ho capito bene com'è andata, e se me lo fischiano contro, vabbè, allora mettiamo pure l'espulsione di Contucci con 2 uomini dietro, come mai l'ha espulso? Un'espulsione secondo me super ingiusta, però l'arbitro ha visto così. Io ho chiesto pure spiegazioni, sempre con educazione, perché tanto si sbaglia tutti. Lui mi ha detto ma era l'ultimo, ho fatto no, veramente c'erano 2 uomini dietro, ho fatto comunque non è un problema, perché sì, perché sbagliamo tutti e dopo ci stanno i filmati, uno con gli errori cresce. Ho fatto, però era una partita che stava andando bene, ho fatto, l'hai un po' rovinata, nel senso, stiamo a parlare tra persone adulte, e lui mi ha detto vabbè, poi vediamo i filmati, giudicheremo. Ho fatto va bene, ho salutato, me ne sono andato. Poi la partita è scivolata via, ripeto, con un predominio territoriale da parte dell'Ilva, con molte situazioni da palla inattiva nate probabilmente da giocate superficiali da parte nostra. Abbiamo concesso troppe punizioni dalla 3/4 e qualche calcio d'angolo di troppo, secondo me, per
giocate per errori nostri individuali. Non abbiamo corso però sinceramente pericoli importanti. La seconda parte della partita invece, come ho detto prima, mi è sembrata un po' più aperta come gara. La prima parte della partita l'ho definita sporca nello spogliatoio, dicendo appunto era una partita dove bisognava stare sul pezzo perché da un momento all'altro poteva nascere qualcosa, sia a favore che contro, perché queste partite quando sono così bloccate l'episodio può poi determinare la situazione. L'episodio ce l'abbiamo avuto noi a nostro vantaggio, abbiamo fatto finalmente gol su palla inattiva, cosa che non ci riesce molto frequentemente. Questa volta invece siamo stati bravi, abbiamo rischiato di farlo pure dopo su un calcio d'angolo con una palla che è stata spizzicata da Mancosu sul primo palo e poi invece è andata nuovamente in calcio d'angolo. Poi è arrivato l'episodio del rigore. L'episodio molto contestato. Io probabilmente sono la persona meno indicata perché sono un po' di parte, diciamo così, però credo che sul rigore insomma ne vediamo di tutti i colori durante le trasmissioni sportive. Oggi era una di quelle situazioni che probabilmente avrebbe scatenato un'infinità di discussioni anche a livelli più alti. L'arbitro ha deciso che era calcio di rigore. Secondo me ha sbagliato sia prima sia durante la gestione del calcio di rigore sia dopo quando ha espulso il giocatore dell'Ilva Maddalena. 3 errori che, e li spiego tutti: il rigore generoso, il parapiglia finale probabilmente poteva portare all'espulsione del nostro portiere che 30 secondi prima era stato ammonito per il fallo, poi invece ha salomonicamente ammonito solo il giocatore dell'Ilva. Secondo me lì è finita la partita dell'arbitro, che fino a quel momento a mio avviso ha fatto una buona gara. Poi invece da lì in poi è andato un po' in confusione e interpreto anche come confusione l'espulsione che ha decretato per farlo da ultimo uomo, che non capisco, nel senso che era un corpo a corpo che ce ne sono 150, se fosse stato fallo per il difensore cosa avrebbe dovuto fare? Ammonire il mio giocatore perché il regolamento dice che non ti può espellere. Ecco, secondo me lì è andato un po' in confusione. Peccato poi perché c'è stata una giocata importante di Matteo Mancosu che ha fatto vedere di che pasta è fatto, perché è partito da centrocampo, ha saltato tutti e poi ha peccato a mio avviso un po' di egoismo non dando la palla a Pirodi, perché l'avrebbe messo in condizione probabilmente di segnare il 2-1 e lì la partita sarebbe a mio avviso finita. È un pareggio che vi soddisfa? Un pareggio che ci soddisfa, sì, perché comunque siamo venuti a farlo in casa di una squadra, pur essendo neopromossa, sta facendo un campionato importante. È un pareggio che ci dà comunque una continuità di risultati, perché avevamo fatto 2 vittorie andando a vincere ad Arzachena in Coppa Italia l'ultima partita in casa. In campionato stavamo cercando continuità, probabilmente oggi l'abbiamo trovata perché la squadra ha sofferto, ha reagito, ha combattuto e alla fine secondo me strappa un punto strameritato in un campo, tra le altre cose, molto difficile. Quando abbiamo fatto la prima vittoria in casa, ho detto che la squadra mentalmente non era ancora guarita. Continuo a sostenere questo perché probabilmente il peso delle attese e diciamo così la mancata realizzazione delle attese sul campo ha creato un po' di pressione, perché di fatto questa è. Però ne stiamo venendo fuori perché ci siamo ritrovati 3 settimane fa a parlare di come stavamo andando, pensando che sicuramente all'inizio del campionato nessuno si poteva immaginare che a questo punto occupavamo allora l'ultima posizione in classifica, e pian piano secondo me stiamo guarendo da questo male, perché ripeto, venire alla Maddalena a fare una partita importante non era facile, voi per l'entusiasmo che ha la squadra, i valori tecnici e tattici che porta dietro, con giocatori importanti che hanno fatto la categoria. Alto Laguirre l'anno scorso all'Uri ha fatto un grandissimo campionato e quest'anno si sta ripetendo, senza considerare poi tutti gli altri giocatori che stanno facendo in questo momento un gran campionato. Senza dimenticare che a guidare la truppa c'è Aldo Gardini, che è un allenatore navigato e che la categoria la conosce come le sue tasche, insomma. Come dicevo prima, io sinceramente
non ho visto il contatto, ma non perché non ci sia stato il contatto, perché ho seguito con lo sguardo la palla e ho pure soffiato per farla andare lì di lato. E quindi onestamente non ti so dire se c'è stato il contatto fortuito, se il contatto c'è stato. Ho solo guardato e ho anche esultato come se avessimo fatto un gol quando ho visto che la palla era fuori. Poi mi sono accorto che ha fischiato e mi sono reso conto che era calcio di rigore solo in quel momento. Però credimi, non ho visto il contatto. Sono stato pure ammonito perché ho tenuto a bada il segretario che continuava a protestare e io chiacchieravo cercando di spostarlo. È arrivato l'arbitro, ha ammonito a me, non c'entravo niente. Infatti lì gli ho chiesto la spiegazione e la spiegazione dell'arbitro è stato: è calcio di rigore perché non si è concretizzato il vantaggio. Vi porto una testimonianza proprio testuale dell'arbitro. Infatti io a quella risposta ho chiesto: ma scusami, quale è il vantaggio dopo che il calciatore calcia? Avesse colpito il palo, secondo me, se c'è stato contatto era rigore, perché non essendoci il contatto prende il palo, ritorna da me e io faccio gol col portiere a terra. Ma se la palla va fuori, dico, e dov'è il vantaggio che si deve concretizzare? No, follia non c'è stata, follia, è eccessivo dire che c'è stata follia. Abbiamo fatto una gran partita, peccato, meritavamo ampiamente di portare a casa i 3 punti, meritavamo ampiamente la vittoria per quello che hanno creato i ragazzi. Ci sono questi 2 episodi, questi 2 rigori che ci hanno penalizzato oltremodo, secondo me. Ci ritroviamo a commentare un altro pareggio interno e un altro pareggio che sa di beffa. Questo è il mio punto di vista, insomma. La partita però è stata una partita importante, una prestazione veramente di grande livello da parte dei nostri ragazzi, e faccio i complimenti perché sono stati veramente bravi, hanno fatto 2 gol nel primo tempo e manca il terzo che era validissimo, il gol annullato a Ghiani perché il ragazzo non tocca la palla con la mano assolutamente ed è stato annullato un gol validissimo. Nel secondo tempo per mezz'ora abbiamo
abbiamo dominato il campo creando tante occasioni, purtroppo non siamo stati bravi, cinici o fortunati per poter andare sul 3-0 e chiuderlo. Il Pomezia non ha mollato, ci ha creduto, sono stati questi 2 episodi, i ragazzi insomma recriminano sugli episodi e rigori, però l'accettiamo e guardiamo avanti, ci teniamo stretta la prestazione che è importante. È confortante soprattutto perché se la squadra si esprime su questi livelli e gioca così bene c'è da essere contenti, insomma, pur consapevoli che sono 2 punti che ci mancano ancora. Sì, no, ci pesa il fatto perché ci tenevamo tanto a prendere 3 punti in casa, a conquistare la prima vittoria davanti al nostro pubblico, insomma ci tenevamo tanto, pesa, dispiace, però ripeto, quello che è importante è la prestazione. Sei stato preoccupato se non avessimo giocato bene, se avessimo ottenuto un pareggio striminzito, ma noi oggi meritavamo ampiamente di vincere la partita e portare a casa i 3 punti perché abbiamo giocato una grande partita e quindi non posso essere preoccupato o deluso dal risultato, sì, dalla prestazione no, quindi i ragazzi devono stare sereni e tranquilli e soprattutto devono avere consapevolezza che giocando così si faranno tanti punti più avanti. Sì, abbiamo fatto un ottimo primo tempo senza ombra di dubbio, la squadra era molto compatta, abbiamo concesso veramente poco, siamo stati bravi a creare tante occasioni, abbiamo avuto forse 5-6 chiare occasioni da gol, ne abbiamo finalizzato 2, siamo andati in spogliatoio al primo tempo con un risultato di 2-0 e carichi. Poi ci sono stati quei 3 minuti dove inizi un po' a impaurirti perché sono stati bravi anche loro, hanno recuperato una parete che non era facile recuperare, proprio perché noi eravamo padroni del campo, si può dire così, però loro non hanno mollato, hanno recuperato una parete come è capitato di fare a noi. Quindi è stata una partita difficile come tutte e come saranno tutte quelle di questo campionato. Beh, sicuramente il fatto di non aver ancora trovato una vittoria è pesante a livello psicologico perché comunque si costruiscono proprio le vittorie e i punti di campionato si costruiscono in casa perché ovviamente hai tutto il calore del pubblico e conosci proprio il tuo campo, quindi è giusto e doveroso fare i punti in casa. Sì, abbiamo concesso perché ci siamo allungati un po' troppo, forse nella troppa frenesia di cercare un 3-0 per poi chiudere la partita, però è sempre un'arma a doppio taglio perché sbilanciarti poi ti può portare a questo, a poter prendere un gol e poi per paura magari trovare anche a prendere il secondo.
Un'ottima prestazione, ma più che altro una bella partita da vedere, sempre con il massimo dell'intensità, occasioni su occasioni da ambo i lati, anche perché poi la qualità in campo era molto alta. Anche la Casertana è una squadra molto forte, però oggi veramente i ragazzi hanno fatto una partita incredibile, e una partita che potevamo anche portare a casa la vittoria, però penso che il pareggio sia più giusto così.